Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor di oggi, Foto Roberta di De Grandis Sandra. Ritratti, matrimoni, battesimi in Borgata Volto a Rosolina, provincia di Rovigo. Cominciamo dalla prima pagina della Voce di Rovigo. L'annuncio: entro domenica tutti gli over 80 che lo hanno richiesto saranno stati vaccinati. I nonni sono in sicurezza e questa è una buona notizia. Sempre dalla prima pagina, tragico schianto, addio a Massimo. Nel tragico incidente di ieri pomeriggio in Transpolesana ha perso la vita Massimo Biscuola, 54 anni, titolare del Bada Beer di Rovigo, persona molto conosciuta. Alla famiglia naturalmente le nostre condoglianze. Sempre dalla prima pagina, commercio: il centro commerciale di via Sacro Cuore Le Torri ha troppi negozi sfitti e licenze in bilico. Torri vuote, ora dovevano chiudere. Il comune notifica la decadenza del permesso, ora la società può fare ricorso. Situazione molto critica. Da 2 anni il piano di rilancio chiuso in un cassetto. Adria, oggi alle 15:30 il vescovo presiede il funerale in cattedrale a Don Giulio, trasmesso in diretta di streaming sulla pagina Facebook della cattedrale. Seguiremo anche noi l'arrivo della salma con Rovigo in diretta. Portotolle: pescatori sul piede di guerra, sono pronti a manifestare venerdì durante la riunione dei vertici del consorzio. Gli organizzatori: il sindaco non vuole accogliere una delegazione di almeno 2 rappresentanti all'incontro, manifestazione che si terrà davanti al comune. Rosolina: nuovo punto vendita per la spesa de Spar, verrà inaugurato domani alle 9 in Viale del Popolo. Dalla occupazione saranno infatti impiegate 15 risorse su un totale di 25 collaboratori. Gazzettino della pagina nazionale: caso Johnson & Johnson, stop a 18.000 vaccini. Gli USA sospendono temporaneamente il siero Johnson & Johnson per 6 casi sospetti su 7 milioni. Congelato l'arrivo di 14.500 dosi in Veneto e 3.500 in Friuli Venezia Giulia. Cominciamo con una notizia buona: contagi, inizia la ritirata, solo 5 nuovi positivi in 24 ore. Purtroppo ancora 2 decessi, ma la terza ondata dell'epidemia mostra qualche segno di arretramento rispetto ai giorni scorsi. Economia, occupazione, primo trimestre ok. Scongiurato il crollo occupazionale e numeri migliori di quelli registrati nel medesimo periodo dell'anno scorso. Sono 3.000 i posti di lavoro in più da gennaio a marzo, merito dello stop ai licenziamenti ma anche ai nuovi contratti. Lendinara: Denis Sambinello, consigliere comunale, propone passeggiate anti-coprifuoco. Propone infatti di organizzare almeno una sera a settimana una passeggiata dopo le 22 per il centro di Lendinara. Qualcuno sta pensando di lanciare un'analoga iniziativa anche a Rovigo. Rovigo, analisi dell'aria: la centralina mobile dell'ARPA registra un 2021 da fuorilegge. 35 superamenti delle concentrazioni massime previste. Purtroppo le chiusure per la pandemia non hanno recato alcun beneficio alla qualità dell'aria. Adria Coimpo: via i controlli dei rifiuti. Affidata ad un'azienda specializzata la classificazione dei fanghi presenti all'interno dell'ex azienda di Caemo. L'operazione costerà 583.000 euro e verrà finanziata all'80% dalla regione e sarà svolta in 3 fasi. E per finire lo sport, il Delta non vuole fermarsi. Oggi i portotollesi ospitano la Virtus Bolzano, squadra di qualità che ha reso sotto le attese. I biancazzurri hanno cambiato marcia dopo l'arrivo di Gherardi, come si è visto a Manzano. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11:50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!